Giovedì 2 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'associazione dagli studi dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. E diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine delle testate bellunesi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi, un ulteriore approfondimento a piena pagina in merito alla morte del trichianese Igor Schiocchetti, morto in elicottero. Questo è il titolo. Ancora misteri, 2 inchieste, una della procura per omicidio colposo e una dell'agenzia del volo sull'incidente fatale a Schiocchetti. I resti del mezzo sono stati sequestrati. Lunedì l'autopsia, aperte tutte le ipotesi, un incidente, un'avaria o un malore. La procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo dopo l'incidente aereo accaduto martedì a Sequals, in cui ha perso la vita Igor Schiocchetti, 45 anni, di Trichiana di Borgo Valbelluna. L'uomo guidava un elicottero ultraleggero monoposto che si è schiantato nel greto del fiume Ameduna, un atto che permette al magistrato di fare tutti i passi necessari per stabilire la dinamica dello schianto, compreso il sequestro di quello che resta del piccolo velivolo. Intanto su internet sono in molti a ricordare Schiocchetti, uomo appassionato e preparato. Crisi della Safilo, 1700 in piazza e 8 ore di sciopero, tutti i lavoratori del gruppo coalizzati per difendere lo stabilimento di Longarone. Manifestazione a Longarone e contestualmente sciopero di 8 ore in tutti i siti produttivi, 1700 operai nelle piazze. La battaglia in difesa dei posti di lavoro dello stabilimento Safilo di Longarone è appena cominciata e ieri le segreterie regionali della Filten CGL, FENCA, CISL e WIL, WILT e WIL e il coordinamento Safilo si sono riunite a Mestre, chiedono il coinvolgimento delle istituzioni. A Longarone il corteo con 472 lavoratori partirà dal centro del paese alla zona industriale. Gosaldo bloccato dal freddo, scava una buca e passa la notte. Escursionista bloccato dalla neve a Gosaldo si salva scavando una buca per trascorrere la notte. L'uomo poi è stato raggiunto dal soccorso alpino. E la foto di copertina ci porta in Comelico, il carosello verso Sesto. Berton, presidente di Confindustria, guarda avanti ed ecco appunto il progetto che prevede questo collegamento con la Val Pusteria. Impianti in Comelico, dopo 20 anni la burocrazia ha dato il peggio di sé. Le associazioni di categoria applaudono al via libera della sovrintendenza per il collegamento in quota tra gli impianti che salgono da Padola e quelli che partono dalla Pusteria. Per la presidente Scarzanella e Berton, rispettivamente di Confartigianato e Confindustria, un importante volano di sviluppo del comprensorio. Cortina, camion di neve in città per le gare di fondo. Calcio, la Dolomiti sospende Daniel Onesco, la moglie noi sempre a testa alta. Ha avuto un'immediata ripercussione sulla sua attività calcistica la condanna a 6 anni inflitta a Daniel Onesco. La Dolomiti Bellunesi l'ha infatti sospeso da ogni attività. Intanto Arianna, compagna di vita e madre dei suoi figli, difende Daniel, noi sempre a testa alta, sono altri che devono vergognarsi. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di oggi. Commercio, in un anno persi 30 bar e ristoranti in provincia. Non è incoraggiante per il bellunese la demografia di impresa. Guardando l'analisi del 2022, in un anno perse 30 attività legate alla ristorazione, 50 totali nel commercio. Querovas, fusione con Alano, può nascere 7 ville. Le associazioni e i portatori di interesse del Basso Feltrino hanno risposto positivamente al progetto di fusione dei 2 comuni. Ieri sera ha presentato lo studio di fattibilità dell'unione fra Alano e Querovas al Centro Culturale di Quero. Il nuovo comune potrebbe chiamarsi 7 Ville, un progetto che ha messo in evidenza i molteplici vantaggi che si ripercuoteranno sul territorio. E a proposito di comuni, Fonzaso, il comune stralcia 600.000 euro di multe e tasse, costerebbe di più cercare di incassarle. L'artista Totaro, tra libri, satira e nudo, lasciateci almeno ridere. E ancora hockey, il fenomeno hockey e rugby a Feltre, un'alleanza di tifo e vittorie. 2 squadre al comando dei rispettivi campionati, unite e amiche, che tifa per una lo fa anche per l'altra, tra Drio Le Rive e il Boscherai. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia differente, quella messa in primo piano, dedicata al turismo. Decreto flussi, una manna, stagione estiva in salvo. Tornano gli stranieri, almeno 3.000 lavoratori necessari all'accoglienza e alla ristorazione. De Cassan, presidente di Federalberghi, questo inverno abbiamo dovuto fare a meno del 10% del personale.
I dati INAIL: bellunese maglia nera per le morti sul lavoro. È la provincia di Belluno a detenere la maglia nera in Veneto per il tasso di incidenti mortali sul lavoro, la percentuale di lutti sulla platea di lavoratori. La CGIL chiede più controlli in azienda. Verso l'Amido, l'occhialeria macina affari, Vitaloni cauto, futuro incerto. Il presidente di Anfawi di Mido: sarà difficile bilanciare crisi e costi dell'energia. Sabato apre la fiera del settore. Borgo Valbelluna: l'amico pilota: sono arrivato troppo tardi, era già caduto. Lunedì l'autopsia su Igor Schiocchetti, il pilota morto martedì. L'amico che lo seguiva: non ho visto l'incidente. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla protesta dei lavoratori di Safilo. I lavoratori Safilo fanno quadrato, sciopero nei 3 poli. Feltre: lividi sul seno e sulle gambe, violentata da mio marito. Il 19 luglio 2021 una donna presenta ai carabinieri di Feltre accusando il marito di violenza sul corpo, diversi lividi. La foto di copertina ci porta a Rai 1, tutto il tifo per il Vasco Feltrino. In finale a tale e quale show, Michele Carovano, infermiere all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, è stato giudicato il migliore dei terzi classificati nelle 4 puntate del Talent di Rai 1. Ancora dalla prima pagina regione, Sanità Veneta: Zaia nomina Anni Chiarico, è il nuovo capo. Calcio: la Dolomiti ferma Unesco, condannato per stupro. Il calciatore è condannato in primo grado a 6 anni. La società sportiva lo sospende da ogni incarico. E ancora Lorenzago: municipio aperto per fare i compiti e socializzare. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci come sempre al suo interno con una breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, i nodi del governo. Sul caso Cospito, Nordio, ministro della giustizia, non difende Del Mastro, bagarre in Parlamento. Il ministro parla alle Camere, non ce ne laviamo le mani, ma c'è un'indagine aperta. Dopo l'informativa PD, Sinistra, Verdi e 5 Stelle lasciano l'aula per protesta. Le repliche: il sottosegretario Del Mastro e l'onorevole Donzelli restano al loro posto. Carlo Calenda: l'informativa del ministro Nordio in parlamentare è stata imbarazzante e imbarazzata. Giuseppe Conte: Nordio non si assume nessuna responsabilità della natura di queste informazioni. Allibita: c'è chi sfida lo Stato, ma Meloni ghissa sulle rivelazioni. La Premier alza il telefono in stile Berlusconi, chiama in diretta la trasmissione di Barbara Palombelli su Rete 4. Timori nel partito per un possibile avviso di garanzia ai 2 esponenti di Fratelli d'Italia. Come reagiremo? Se volete approfondire il caso, leggete pagina 2 e pagina 3. Ma noi continuiamo invece con i fatti che riguardano l'economia italiana e quindi le tasche di tutti i cittadini, compresi noi bellunesi. Inflazione al 10%. Il carovita grava sulle famiglie a gennaio nonostante il calo di luce e gas. Un italiano su 5 è costretto a limitare l'acquisto di alimentari. Ed ecco in questo grafico l'anno dei rincari, le variazioni in percentuale dei prezzi al consumo, l'indice NIC, e vediamo appunto il picco che è stato registrato nel mese di ottobre del 2022 tra ottobre e novembre con un più 11,8%, ma l'inizio del 2023 si è aperto comunque con un più 10,1%. Oggi l'ARERA aggiorna le bollette del metano, atteso un ribasso vicino al 40%. E sempre a proposito di economia, linea dura della Fed per tutto il 2023, alla BCE è il giorno dei falchi sui tassi. La Banca Centrale Americana dà l'ok al rialzo di 1/4 di punto. Oggi a Francoforte la nuova stretta di Lagarde. Altri grafici che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. L'approfondimento invece a pagina 6 ci porta in Africa con la missione di Papa Francesco. Il dolore di Francesco per le violenze in Congo: padre, abbi pietà. Questa è la sua dichiarazione. 1 milione di persone per la messa del Papa a Kinshasa, tra gioia e commozione. Poi i racconti delle vittime di torture e stupri, ricordo dell'ambasciatore Attanasio. Continuiamo con pagina 8, fatti che ci portano in Ucraina. Nel sottosuolo di Bakhmut, nella città rasa al suolo, i russi uccidono chiunque riescano a trovare. I pochi civili rimasti si nascondono negli scantinati da settimane. L'America pronta a inviare nuovi aiuti, anche missili a lungo raggio a Kiev. Avrebbero una gittata doppia rispetto agli HIMARS. Mosca, escalation. Fatti adesso che riguardano la regione Veneto. Sanità: scelta la nuova guida della sanità regionale, arriva Anni Chiarico, ex direttore del Lazio. Zaia, presidente della regione, è certo della sua esperienza e della sua preparazione, ma nella maggioranza c'è chi mugugna per la decisione. Ancora dal Veneto, ora inizierà la raccolta delle 7.000 firme per il suicidio medicalmente assistito. Serviranno per avviare una proposta di legge regionale che garantisca l'ausilio alla morte volontaria. Questa l'azione messa in atto dall'associazione Coscioni.
Ancora dal Veneto, pagina 11, Cittadella e Dolomiti Bellunesi sospendono i calciatori condannati per violenza sessuale. La Virtus Verona tace ma non convoca il suo per la partita. Morace li si educhi facendoli lavorare nelle comunità. Dopo la Luparense, anche la società Dolomiti Bellunesi e il Cittadella hanno deciso di sospendere i rispettivi giocatori condannati lunedì scorso a 6 anni di carcere insieme a 3 ex compagni di squadra per violenza sessuale aggravata. Una decisione che invece non è ancora arrivata dalla Virtus Verona, la squadra nella quale i 5 calciatori militavano all'epoca dei fatti. La notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020, quando il gruppo attirò una ragazza di 20 anni in un appartamento convincendola prima a partecipare a un gioco a carte alcolico per poi abusare di lei, in 4 a turno, mentre il quinto riprendeva le scene con il cellulare. Travolto dalla neve, il racconto: dovevo restare vigile altrimenti sarei morto, provavo a muovermi sepolto dalla valanga. Carluccio Sartori ha retto per 20 ore come in un igloo, ho chiamato aiuto ma non c'era nessuno a sentirmi. La notte è stata tremenda, aveva tanta paura, non volevo morire, sapevo che non dovevo mollare, sapevo che non dovevo assolutamente addormentarmi altrimenti sarebbe stata la fine. Il drammatico racconto fatto all'ANSA da Carluccio Sartori, 54enne di Villanova Marchesana Rovigo, lo sci alpinista sopravvissuto la scorsa settimana in Val Badia per oltre 20 ore sotto una valanga. E adesso passiamo alle notizie prettamente bellunesi, siamo a pagina 16, la novità montagna, decreto flussi, una manna per il turismo, gli stranieri salveranno la nostra estate. Sospiro di sollievo per gli imprenditori, almeno 3.000 i lavoratori necessari ai comparti dell'accoglienza e della ristorazione. Federalberghi, questo inverno ci è mancato il 10% del personale. E sono 44.000 i posti a disposizione per i lavoratori stagionali, le domande potranno essere effettuate via internet fino al 22 di marzo. Pagina 17, l'indagine di Vega Engineering, morti sul lavoro, il bellunese purtroppo primo in Veneto. 9 decessi nel 2022, di cui 3 in itinere, la provincia ha un tasso di lutti doppio della media regionale e nazionale. Allarme di Casanova, bollettino di guerra, servono più controlli dentro le aziende. La CGIL insieme ad alcune categorie commenta i numeri annuali, incidenti in viaggio in crescita, manca la conciliazione vita-lavoro. Andrea Fiocco della FP, pochi gli ispettori, Sperandio della Fillea, patente a punti. Pagina 18, verso l'amido, Vitalonium 2022 oltre le previsioni, ma quest'anno margini a rischio. L'occhialeria cresce del 24%, l'export a più 22,5%, ma sarà difficile bilanciare la crisi e i costi dell'energia. Questa è la dichiarazione del numero 1 di Anfao, stiamo parlando di Giovanni Vitaloni. E a proposito dell'amido, oltre 1.000 espositori di 150 paesi e più di 30 eventi in calendario. L'edizione numero 51 in programma da sabato a lunedì alla Fiera Rho di Milano. Tema portante: la sostenibilità. E adesso invece l'approfondimento riferito alla Safilo, storica occhialeria bellunese che è in crisi. C'è la volontà di chiudere lo storico stabilimento di Longarone. Caso Safilo, questo il titolo. Mercoledì sciopero di 8 ore, braccia incrociate nei 3 siti del Veneto. Manifestazione a Longarone con possibile sit-in sull'Alemagna. I sindacati, primo passo per tutelare i posti di lavoro. Sciopero di 8 ore, mercoledì 8 febbraio, di tutti i dipendenti del gruppo Safilo con manifestazione nell'area del sito produttivo di Longarone. Questa è la decisione del coordinamento sindacale riunitosi ieri a Mestre per discutere del futuro della fabbrica. Partiranno così le iniziative di lotta sindacale per protestare contro i vertici della società e la loro intenzione di chiudere lo stabilimento di Villanova perché non più strategico. Pagina 25, carri di Castello si rimettono in moto, in soccorso arrivano gli amici di Sedico. Non tutti i gruppi storici si ripresenteranno all'appuntamento con il Carnevale dal 18 al 20 febbraio, 3 giorni di festa. Fatto di cronaca giudiziaria, botte e maltrattamenti, condannato marito violento. Oltre alla pena di 18 mesi, l'uomo non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla vittima. Ci sarà anche un risarcimento di 10.000 euro. La campagna contro la guerra, stop alle bombe sui civili, Belluno in prima linea. E ancora, noi con Oscar via la targa, sarebbe un secondo errore. Notizia riferita alla volontà di togliere una targa che fu fissata nel 1938 all'interno del municipio di Belluno in occasione delle leggi razziali. Vi era la volontà di toglierla, ma la decisione non è stata presa. L'approfondimento lo troverete a pagina 20. I problemi della sanità bellunese, ci sono 16 bellunesi tra i 29 OS assunti, così l'USL 1 Dolomiti fa fronte al turnover. Rinnovata l'esternalizzazione dei turni in ginecologia, l'azienda sborserà 138.000 euro per 1.380 ore di servizio.
È docente universitario il nuovo direttore medico dell'ospedale di San Martino, parliamo di Giorgia Marcato, e ancora a Turmine il presidente Cadore fa la segreteria, notizia che in questo caso riguarda l'ordine degli avvocati di Belluno. Pagina 22, Feltre, altro fatto di cronaca giudiziaria, lividi sul seno e sulle gambe, mio marito mi ha violentato. La donna era andata dai carabinieri con segni sul corpo ed è partito il processo, non potevo urlare perché vicino a me stava dormendo nostra figlia piccola. Ancora da Feltre il live degli Of New Trolls terrà battesimo a Feltre 20, la neonata associazione ha l'obiettivo di portare in città eventi musicali di qualità. Politica feltrina del bianco, positivo il via libera al Polo 06, notizia dalla minoranza, e ancora dal comune cambiano gli indirizzi per dove spedire le email. Per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Feltre. Rimaniamo nel feltrino, Fonzaso taglia cultura e manifestazioni per non penalizzare le famiglie. Il sindaco Cristian Pasa, interventi necessari per salvaguardare il welfare, procede il piano opere pubbliche con gli investimenti dei fondi di confine. Aperto l'anno sociale, il vescovo Villa San Francesco diventi un cantiere di Bettania, e ancora Leo Club Feltre, progetto confini per avvicinare scuola e lavoro. Rimaniamo nel feltrino, in questo caso nel basso feltrino, siamo a pagina 24 del Corriere delle Alpi. Quero Vasse Alano, primi dubbi sugli effetti della fusione. Dalle associazioni si chiede cosa succederà quando finiranno i contributi. Mondini mi inquieta che in 10 anni la popolazione sia continuata a calare. Santa Giustina, toni accesi sul campo sintetico, spesa sbagliata ed eccessiva, notizia riferita al Consiglio Comunale del Comune di Santa Giustina. Arsie, multa annullata sulla 50 e sentenza innovativa, ci pensi il Ministero. E adesso l'approfondimento in merito all'incidente mortale avvenuto a Pordenone in cui ha perso la vita il trichianese Triches, l'altro pilota. Sono arrivato troppo tardi, 2 inchieste sulla caduta dell'elicottero, l'appassionato di volo di ponte, ero dietro, non l'ho visto precipitare, indagini di carabinieri e ANSV, autopsia lunedì. Avrei voluto parlarci, ma purtroppo non ci sono riuscito. Quando sono arrivato sul gretto di quel fiume era già troppo tardi. Alessandro Bogo, pontalpino appassionato di volo, non ha parole per ricostruire quanto accaduto il 31 gennaio sul Meduna al suo più caro amico Igor Schiocchet, anche perché non ha assistito al disastro. Igor, uomo buono e imprevedibile, a Natale mi ha atterrato in giardino. Ampio cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore trichianese a Pordenone, che vediamo in questo scatto. Il volo era una sua grande passione. Siamo a pagina 26, Sospirolo, San Gottardo protesta, le lesioni al campanile bloccano la frazione, ed ecco in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, appunto la lesione provocata da un fulmine che ha colpito il campanile della chiesa di San Gottardo nell'agosto del 2022. Api Dolomiti, cresce l'impegno per tutelare insetto e biodiversità, l'obiettivo è porre fine alla costante diminuzione della popolazione tramite monitoraggio scientifico degli apiari e calo dell'uso di pesticidi. Madalozzo, rinnovo garantito dai giovani iscritti, il nuovo capo della Protezione Civile di Ponte nelle Alpi illustra le attività 2023, in primis cura del territorio e punto di riferimento per emergenza al Pala Mares. Erto e Casso, la Fondazione UNESCO finanzia il recupero del bosco di Pino Nero, Longarone, lavori in piazza, polemica aspra sui costi stellari. L'intervento vale 2,5 milioni, Olivier quello spazio a meno di 20 anni e ha già richiesto svariate manutenzioni. Altre notizie brevi, al Pago, piccolo smottamento cade sul Tesa Garna, Longarone, un ferito nello scontro tra un'auto e un camion. Notizia dalla Gordino, siamo a pagina 28, succursale delle scuole medie, adeguamento antisismico al via. Approvato il progetto definitivo esecutivo di un intervento che vale 490.000 euro, l'assessore Bien. Abbiamo fatto domanda, speriamo di avere i fondi dal PNRR. Un bolide sui cieli del nord Italia catturato dalla camera di Prisma. L'apparecchio fotografico è posizionato al Follador de Rossi di Agordo, ed ecco appunto l'immagine del bolide catturata dalla camera Prisma di Agordo. Ancora da Agordo, al pronto soccorso da ieri è operativo il neoprimario, parliamo di Stefano Gasperin. Notizie da Cortina, pagina 29, Vigna 1350, demolito ricovero attrezzi, non serve nemmeno l'appello al sindaco. Fabrizio Zardini e Francesco Anaclerio gettano la spugna, il vigneto più alto d'Europa chiude, ci perde tutto il paese.
Valle, svincolo Venas Cibiana, Ruspe finalmente al lavoro ma con un filo di polemica. Pieve di Cadore e cardiologia, l'Ados dona una poltrona multifunzione. Siamo in Cadore, Lorenzago apre il municipio alla socializzazione da ieri e per tutti i mercoledì, almeno fino al termine della scuola, tutti i ragazzi potranno incontrarsi e studiare con l'aiuto di professori volontari. Valle, conoscere e vivere Damos, la rivoluzione di Zangrando. Conoscere Damos attraverso gli occhi e le idee di Giacomo Zangrando, il giovane titolare dell'azienda agricola Damos, portata avanti con l'aiuto dei genitori. Domegge, Bivacco Montanella, apertura il 3 di settembre e ancora impianti olimpici del 56, un focus con gli esperti. Iniziativa di Italia Nostra alla Casa delle Regole. Dalla rubrica Cultura e Società, il futuro che viviamo, se a giudicare fosse un algoritmo, i cittadini di fronte al post-diritto. La mostra a Padova, Calo, Diego Rivera e l'arte messicana dalla collezione dei Gelman. E ancora Giorno e Notte, colpo di scena, Vasco Carovano va in finale a Tale Quale Show. Il comandante dell'Isola d'Elba, da 3 anni lavora come infermiere a Feltre, mi hanno richiamato in studio per lo spareggio dei terzi classificati, ce l'ho fatta. Giovedì del Caia Fonzaso, immenso blu Antartide con Manrico dell'Agnola. Pieve dal Pago, sabato mostra e asta e disegni dei bambini per sostenere l'asilo. Continuiamo con lo sport bellunese, meno fisico ma più tecnica, la Dolomiti si riorganizza. Il tecnico Diego Zannin studia le soluzioni. Arcopinto possibile sostituto di Onesco, il romeno era diventato un titolare fisso dopo l'esonero di Lucio Brando. Il cambio tecnico, Roziar torna in corsa, il Giavera di seconda punta sul coach feltrino. Ancora sport hockey Alps League, Cortina attende il Renon, ufficiale ritorno di Marco Sanna. Basket prima divisione, Fonzaso dominatore, sa solamente vincere, Cambruzzi pensiamo al salto di categoria. Golf, Paolo Raffa, grande inizio di 2023, il sospirolese mette tutti in riga a Rovigo. Ancora sport, snowboard, Visintin, che adrenalina le gare a Cortina, ci sono stato pure in estate con il furgone. Pallavolo a 3, Guolla, c'è Garlasco nel destino, imparo molto da Novello. Sci alpino, Sofia e Stefano Pizzato brillano in Coppa Europa e nelle gare FIS di Alleghe. Nuoto sincronizzato, podio tutto bellunese con Agnoli, Rova e Fante. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo a tratti nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta sulle zone pianeggianti, foschie e nebbie fino alla mattina e in serata, precipitazioni assenti salvo probabilità bassa, parliamo del 5-25% di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali, soprattutto a fine giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.